Ma guarda qui che abbiamo. Guarda che sorpresa che si sta collegando con noi il Beppi. Il Beppi? Ma Beppi, ma Uè. ciao! Buon Natale! Auguri! Ciao, mai lì? No, non ancora. My beat. Ah, cioè, no, non ancora. Non ancora. Mi vedete perché io non sono molto pratico con queste robe qua, Skype, eccetera. No, ti vediamo. Ah, ti vediamo, Allora, ti chiedevo allora, questo. ok. O hai una porta molto alta o sei molto basso, perché hai una maniglia, sei seduto, sei. È sdraiato? Seduto? Ah, sei seduto, ecco perché dicevo, come mai, Settaso. in che posto abita il Beppi? Beppi, grazie che sei con noi. Grazie a voi, grazie a voi. Tra l'altro, Niente, ne approfitto per fare a tutti gli auguri di Buon Natale. E fa cos'è, noi siamo in onda fino a Capodanno. esatto, Esatto. allora ho visto tutta la finale, che mi sono divertito tantissimo. So che avrete anche, abbiamo visto prima Simona Befani, so che ci saranno, li hanno invitati, avranno una puntata Speciale? speciale con i nostri televisivi. Sì, diciamolo come no, perché poi sono sempre quelle puntate un po' speciali dove succede di tutto e magari tu annunci una persona ma se ne presenta un'altra. Ah, Ne allora stanca un po'. aspettiamo. Ma ci Ecco. sarà una sorpresa dietro la porta? Ci sarà una sorpresa dietro la porta, chiede Eleonora. Dietro la Dietro la tua porta. porta? Dietro quella porta lì che... Oggi io cercavo uno sfondo neutro perché Giusto. non mi piaceva farmi vedere a me i panni stesi o i miei vedande attaccate a lumi. E Magari allora rosse. cerchiamo qualcosa di neutro e quindi la porta mi sembrava abbastanza non pensavo che catturasse tutta questa attenzione. Vedi? Leonora è curiosa e ha colto il dettaglio, però devo portarti i complimenti, Beppi, di tante persone che sono fuori da Bergamo, perché quando vado a Milano, torno a casa a Como, apprezzano questa capacità che hai di raccontare la tradizione bergamasca, la cultura, perché il programma del Beppi è un programma di Confermo. cultura, non è si ride e si scherza, ma si imparano le cose, e questo credo è la bellezza, con questo tuo timbro, con questa tua caratteristica. Perciò sei una sorta di ambasciatore, te lo dico così gratis, perché le cose gratis sono quelle che vengono meglio. Io te lo confermo perché la domenica mattina, spesso e volentieri alle corse di ciclismo, arrivano e mi dicono ma non c'è mai il Beppi con voi? Vedi, Beppi, ti vogliono Perché con loro ti anche al seguono, ciclismo. ti vedono, sì. Mi fa ridere la dicitura con questo tuo timbro che chissà che cosa, quali significati reconditi ha dietro. Però a parte gli scherzi, a me inorgoglisce questa cosa parecchio anche, perché non è poco essere considerato un ambasciatore. Mi sono chiesto in tutta verità che cosa trovasse mai un non bergamasco nel Beppi Quiz, ma evidentemente è quello che dici tu, Giorgio, è l'attaccamento al territorio e in questo caso poco conta che quel territorio lì sia non proprio il tuo ma uno vicino. È vero, guarda, e Quella visto che la curiosità. vicinanza aiuta, perché a volte è quando siamo distanti dalle cose che siamo sospettosi, che vediamo il brutto, più ci avviciniamo notiamo anche le cose belle. Sì. Questo avvicinare di territori aiuta e credo che appunto in un tempo come questo sia molto più significativo. Renato, volevi dire qualche cosa volevo anche dire te? che vero, l'ammiro io perché valorizza proprio Bergamo e la nostra terra, proprio un bergamasco doc, Autentico, ma doc. veramente la valorizza. E poi Sì, no, davvero, Prego, bravo, prego Beppi, dimmi. dicevo, poi conosciamo, bisogna se no, saperla, lo dico sempre, indorare un po' la pillola, perché se fai cultura con una certa spocchia, magari anche involontaria, senza voler fare necessariamente il professorino, però provi a insegnare distinto, c'è una sorta di repulsione dall'altra parte, c'è qualcosa che genera antipatia. Notere invece me l'ha messo un po' più nostranota, un po' più terra e probabilmente anche questo mio modo di fare che serve un po' a dire a casa guardate che io sono uno di voi, parle come Oter, Fokel Capioter, questa cosa aiuta a far passare anche il messaggio più importante che è quello culturale dietro. Guarda sì, Beppi che bello. questa roba sono messaggi che giungono al cuore, È vero. proprio... Ci È vero, concordo e poi allora lo dico a Tiziano perché Tiziano incani Beppi, ma Tiziano ha un Beppi, nome e un cognome Beppi, anche se Beppi. per noi è il Beppi. È vero che è una trasmissione popolare nel senso più alto del termine, che arriva al popolo, ecco perché arriva al cuore ed è una cosa bellissima, quando tutti si empono la bocca, però poi si è sempre un po' snob, invece è una trasmissione proprio popolare
E l'ultima cosa che devo dire è che sei stato capace di creare anche una squadra qua, perché non arriva Beppi e lui è la star ovviamente, si chiama Beppi Quiz, però poi anche come sei stato capace di coinvolgere anche i nostri, penso a Alessandro Zanchi, Cristian Fulgosi, chi si sente questa trasmissione come una maglia. Ecco, credo che sia una delle trasmissioni più belle, perché è una trasmissione corale e perciò Beppi vuol dire che bisogna andare d'accordo tutti, perché altrimenti Una no. maglia termica. Maglia termica e via. Io vi ringrazio per queste belle parole che state dicendo, però mentirei se dicessi che non è vero. È vero, c'è questa squadra vincente che lavora sì perché è il suo mestiere, ma lavora anche perché le piace il progetto. Ed è una cosa che colgo non solo lì a Bergamo TV, ma anche e soprattutto per le strade. Per esempio l'8 di dicembre Massunatan Beer, e c'era un sacco di gente, ma veramente dai 30 ai 130, che la m'ha fermato, ma per dire guardi, vedi alla fine. E queste cose, come dicevate voi, sono frasi che arrivano dal cuore e tu te ne accorgi. Eh sì. È vero. Bene. Non è il caso di andare in giro insieme con Renato e il Beppi insieme. No, allora, perché sono due perché persone di cuore, due star e via. Cuore, ma star. soprattutto bergamasco. Bergamasco, lo so, lo Bergamo, sento questa cosa. Ma sai Beppi, cosa? Il bello è che sono anche uomini di parola. è vero, anche questo è vero. Beppi, io ti ringrazio davvero di cuore, però appunto ricordiamo tutti gli appuntamenti che fino alla fine dell'anno il Beppi c'è e perciò ci tiene compagnia. Sì, è terminato il torneo regolare, però fino a Capodanno appunto abbiamo queste puntate speciali che Bergamo TV ha voluto comunque mandare in onda, dove giocheranno persone speciali. Oh, come speciale il nostro Beppi. Grazie mille Beppi, un abbraccio. Un abbraccio, Buon Natale, buon Natale. buon Natale. A te e tutti i tuoi. Ciao Beppi.